amiche, cari amici, buongiorno da Andrea, cerchiamo di tirarci su. Domenica, ma che barba, il 24 marzo, le notizie che arrivano dal teatro dell'Europa è gravissimo. Io mi comincio a fare il pre-barba perché la rasatura non può attendere, dobbiamo andare avanti e sconfiggere tutto il male. Bagniamo? Dopo una bagnata, prima di immergermi nelle aspersioni, vi faccio vedere un danno che mi sono cagionato con una lama single edge chirurgica Kai Titan Mild da usare con il rasoio single Icon X3, scusate, Razorok Black Oak 2, quindi un taglio che ha dovuto essere cauterizzato con questo prodotto che io uso, che è EMC, che sarebbe il prodotto da spruzzare come forte, potente, emostatico, cosa che mi capita di rado, ma andiamo avanti, non ci perdiamo. Prepariamo una rasatura con Y01 pre-shave, il solito nostro, non amatissimo da me, pre-barba per raderci in questa giornata, 2 giorni dall'attentato al Crocus Center di Mosca, il primo punto degli esteri, l'attacco vile dell'ISIS che ha anche svillaneggiato lo zar Vladimir Putin, che aveva puntato la sua campagna elettorale vinta la scorsa settimana praticamente da solo, contrastato da 2 partiti inesistenti, puntando sulla sicurezza, è riuscito a farsi bucare il sistema da 5 uomini armati che a bordo di un'auto, qualcuno pare anche scappato con la metro, hanno ucciso oltre 130 persone, la cifra in aggiornamento, era in aggiornamento ancora ieri, sparando con fucili automatici in un parco commerciale alla vigilia di un concerto. Insomma, questo è sconcertante, scusate il gioco di parole, cerchiamo sempre di dare un minimo di, come si può dire, scusate, non ho messo a bagno il pennello, preso da tutto ciò, scusate, devo mettere a bagno in Fabergé, la nostra ciotola vuota, il pennello che sarà, ve lo faccio vedere da Assiutto, il Semog 820 Black Edition, vedete, nero su resina bianca, aperto a fungo, lo mettiamo in acqua calda, nel frattempo massaggiamo con cura la nostra barba di venerdì, fatta con i soliti rasoiacci di plastica, e mentre lasciamo agire possiamo andare avanti con gli esteri. E quindi abbiamo Erdogan che non parlava da un pezzo, ha attaccato Israele dando a Netanyahu del delinquente, gli ha ordinato al Signore che lo facesse fuori, che il pugno di Dio si abbattesse su di lui, quindi sostenendo Hamas. Sapete che Erdogan, uomo chiave, ex negoziatore del grano dal porto di Odessa oltre un anno fa, poi un po' scomparso, fa da cerniera dal mondo orientale a quello occidentale, insomma ponendosi come ago della bilancia, a breve lascerà la politica, scusate, per fortuna, mentre Israele esce, purtroppo, a causa del suo atteggiamento imperialista, che non lascia entrare tipo tra 1500 camion che sono a Rafah, al valico, pronti con tonnellate di aiuti e di medicinali, fa soltanto passare scusate, le incubatrici per i bambini. Per il resto anche il segretario generale dell'ONU si è presentato al confine con l'Egitto. Come sapete lui è molto attento, è meglio che faccia un po' vedere, perché anche lui non è che si sia occupato più di tanto, ha ignorato il problema della questione israelo-palestinese, che non si può neanche più chiamare così, e quindi ha pensato bene Guterres di presentarsi sul posto. Ma andiamo avanti, oggi la rasatura verrà fatta con cosa? Eccolo qua, lo riconoscerete, sottolineo in melamina proprietaria, sentite, in colore nero, acqua di vegetazione, abbiamo The Shaving Soap Lime, eccolo qua, ho tenuto la cartina, che è il saponcino irlandese che io amo per la sua semplicità. Allora, ci si trasporta nell'Eire, che è rimasto un paese in pace, insomma, ecco, peraltro fuori dall'Unione Europea insieme alla Brexit, mentre l'Irlanda del Nord, l'Ulster, ne è ancora parte, per fortuna, quindi se volete andare in Inghilterra dovete fare il passaporto, se no andate a
Londonderry, ecco, capitale. Mi scusino gli amici che saluto, sicuramente mi riprenderà l'amico Fabio con la barba mentre vado a montare, ci sono anche i Fabi senza barba, ci sono tutti gli amici, quindi Londonderry, base operativa dei terroristi dell'Iran, non che Fabio sia un sostenitore, ma che lo saluto peraltro perché credo sia impegnato, forse è già finita quest'ora, la sua DJ Run a Torino, 10 km, partita questa mattina da Piazza Castello nel centro della città sabauda. Un caro saluto quindi anche a Mirko Falà, Oddo Sodditi, Luigi Dal 13 e Matteo Preda, e perché no Fabrizio, che saluto veramente con affetto, e saluto quindi anche Fulvio, e saluto tutti coloro che sono così gentili, saluto anche Angelo Vetere, mi sbarbo solo in camisori, un simpaticissimo canale, come gli amici di Wet Indian Shavers, saluto anche Donato Ruroni che ogni tanto compare da Maribor in Basilicata, no, Maribor non è in Basilicata chiaramente, è in Slovenia se non ricordo male, torna ogni tanto nella sua terra natia e ci parla di lamette. Io non parlerò di lamette, ma vado a montare questo prodotto irlandese, come abbiamo detto, sempre un bel saponcino duro o semiduro se vogliamo, non è proprio così duro come un Crabtree and Haveling, ma comunque un buon sapone che dà la sensazione di essere al passo coi tempi dell'austerità. Andiamo a bagnare, andiamo subito a trattare la nostra barba bagnando, mentre la freschezza e non la frescura. Io faccio una piccola parentesi, ieri ho girato sull'onda dell'emozione un piccolo reel su Instagram dove con degli occhiali Telefunken Millennium grossi così, da coatto residente a Prima Porta, detto anche il principe di Roma Termini, ho canticchiato stonando e storpiando la canzone Bella Dentro di Paolo Frescura, per l'appunto, uscita credo nel 75, che più che una canzone è una radiografia molto bella. E poi ecco, quindi io forse cerco un po' di svecchiarmi in questa immagine social, perché purtroppo la barba è uno dei momenti in cui ci si trova con gli amici, ma insomma vedo che bisogna a volte montare qualcosa anche per dare anche un po' un senso del dinamismo, della dinamicità. Io sono parecchi anni che sono in video, ho fatto credo più di 320 video dal 2017, credo, se non ricordo male, anno in cui ho cominciato a dilettarmi in questa arte della pogonotomia che mi ha insegnato, su cui mi ha instradato l'amico Marco Traverso, che saluto con affetto, che non sento da un pezzo. Salutiamo tutti anche gli amici, Rocco Contini, salutiamo Donato Ciniello, salutiamo tutte le squadre di rasatori, professional, e perché no anche Mauro Di Lernia, che sta parlando ultimamente con una sorta di piglio filosofico. L'altro giorno affrontava il problema dei social, che sono ripresi anche in un articolo del Foglio di stamattina, nell'editoriale, cioè di ieri in realtà, di Claudio Cerasa, su un saggio scritto sui danni che vengono inflitti ai giovani dall'uso smodato dei telefoni e quindi anche dei social. Ma ve lo leggerò brevemente, non voglio né spoilerare né tantomeno annoiarvi in questa fase in cui, come vedete, non è montato a crema, non è pannoso, non è una chantilly questo saponcino irlandese alla versione lime della Dr. K, però si sente che tra l'operazione ammorbidente, diciamo la funzione ammorbidente del prebarba e il pennello in maiale, non ve l'ho detto, ve lo faccio rivedere se riuscite a vederlo, immerso ormai nella crema, riesce con questa setola naturale, diciamo, sì, naturale a tutti gli effetti, perché maiali sintetici non li ho ancora visti, magari li faranno, e a dare una preparazione degna del tal nome, per poi essere affrontata con un rasoio che oggi è un Wilkinson a farfalla, che credo che siano dei preferiti da Alex Nurse, che saluto, non mi ricordo se, o forse il suo King C, forse, scusate Alex, perdonami, io mi confondo, intanto sono gli anni. In ogni caso un rasoio che ho ricevuto in regalo dall'amico Marco Marotti, che saluto, a Roma oggi credo impegnato nelle sue giornate di riposo, perché ci si impegna anche a far passare le giornate di riposo, non è che sia un eufemismo, è vero, insomma, a volte anche in famiglia, insomma, si tratta di doversi organizzare, di doversi anche adattare alle esigenze dei casigliani, e mentre la casa è vuota, ma di là sono in preparazione, oltre dei carciofi pronti, puliti, preparati come sugo di verdure, di alcuni nidi di tagliatelle fabbricate nella Tuscia, nella zona di acqua pendente e confezionate nella zona degli otricoli, no? E quindi buone, ve le farei vedere non per generare in voi dell'invidia, ma io direi che possiamo, senza aspettarci che questa schiuma monti più di quello che già non ha fatto, e quindi andiamo a
utilizzare una lama, mentre sulle onde di BCS, una radio privata di Chioggia, molto belle le pubblicità interessanti, alcune pizzerie d'antan che si trovano a Sottomarina, che è una città del litorale adriatico al delta del Po, sono mondi che quando sono sotto le brume dell'inverno hanno delle caratteristiche meravigliose. Chi meglio di Pupi Avati aveva descritto, ma questo ve l'ho già detto, tipo nel film La casa delle finestre che ridono, questo ambiente, oppure in Notte italiana di Claudio Mazzacurati, di cui ho parlato qualche settimana fa, non perché sia uscito ma perché hanno fatto vedere Rai Movie. Eccolo qua, questo è lo spilungone, detto anche io lo chiamo il pennellone, potrebbe essere il pennello di Pippo Baudo, 3 anelli concentrici, una modesta torsione bulinata sinistrorsa. Mentre andiamo ad aprire voglio farvi vedere, mettendo in così, fuoco la serigrafia su questo apribile, questo rasoio flare a farfalla, come lo vedete, con una modesta esposizione della barra spaziatrice che potete vedere qua in dettaglio. Andiamo a prendere le triple. Amate o non amate, le rosse peggio delle arancioni, ma queste avevo aperte sullo scaffalino e quindi vado ad aprire una lama che era già stata scartata da Micro, che si fa la barba con i miei accessori, poi mi fa gli scherzi. Questa è la busta esterna, cioè apre la lametta e poi vedete non le usa e me le lascia, ma la doppia busta chiaramente presuppone totale assenza di colla, non fosse altro perché è già stata aperta, ma bisogna dire che Trit ha nelle serigrafie un po' il suo forte, perché si leggono molto bene sempre che piacciono, sempre che interessino, perché sono le stesse cose che trovate scritte sulle bustine, però è anche bello vedere come vengono lavorati questi articoli. Andiamo subito a posizionare sulla barra spaziatrice la nostra Trit rossa in questa domenica di sole e di vento sulla costa livornese, ma l'avevano detto, e buona rasatura a tutti. Se volete vi alzo un po' la radio, così sentite anche voi questo aspetto molto provinciale delle radio locali, se no è inutile portarle all'onore della cronaca, perché nessuno va con le radio in streaming a cercare o con le app, le radio online, voi dovete sentire, quindi così capite anche nelle parti d'Italia dove non vivete quello che accade a livello di marketing e anche di gusti musicali. Stamattina c'è una bellissima canzone dei Litfiba, bene, io direi bene questo attacco, spero di non riaprirmi la fessura sulla parte sinistra del viso, vado a girare il lato aperto, ve lo faccio vedere bello pulito. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto. Lucidatura interna con nanotecnologia, la carrozzeria Biasion di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successo. Simply the best 2000. Quindi se avete da fare un detailing del tettuccio della vostra macchina potete andare a Chioggia, anche se abitate non so a Campobasso, lo prenotate, vi vengono anche a prendere in stazione, e questo lo dico io naturalmente. Andiamo a bagnare, il primo passaggio è andato benissimo, un rasoio non di peso, non troppo importante come peso potenza. Saluto l'amico Riccardo che si è dotato di ottimi prodotti, compreso di un pennello Roma come questo che mi ha regalato Marco e di cui lui, avendolo visto sulle mie rasature, si è fatto ispirare, l'ha comprato ed è soddisfattissimo. Ciao Riccardo, andiamo a bagnare per il secondo passaggio, la seconda stesa della nostra crema, un po' ridondante la nota nella mia Revo Axis. Andiamo a cercare di rendere un po' l'ambiente più accettabile. Andiamo a riprendere un po' di crema dal nostro vasettino, dalla nostra ciotolina in melamina proprietaria Dr. K, che potete acquistare insieme al sapone, o meglio chiaramente non è compreso nel prezzo, ma andiamo bene. Cerco nello specchio riposto in basso nel primo piano di guardarmi mentre mi rado, per lasciare che la camera assorba e tutto quello che deve assorbire, che sono gli effetti della felicità di radersi in compagnia. Non c'è niente di bello. Una volta si diceva, come diceva, chi non così in compagnia o è un ladro o è una spia. Ricordatemi questo spot, io non ricordo, io amo molto le cosiddette reclame degli anni 70-80, benissimo. Andiamo chiaramente a fare un velo di spose, qua saluto Alessio Herrera, che ho conosciuto anche meglio durante un bellissimo video
sul futuro turistico di Salino. Lui è un consulente che ha lavorato all'estero, nel Regno Unito, ha lavorato in Italia, è tornato a Salina e da lì non se ne vuole più andare. Adesso complimenti per la tua carriera di manager, sicuramente gli eoliani saranno felicissimi di ascoltare quali sono i tuoi suggerimenti per la famosa destagionalizzazione del turismo che ammorba, si usa sempre questo brutto termine, insomma colpisce sempre molte amministrazioni di località costiere incapaci di vedere il futuro, non sapendo che l'anno è fatto di 12 mesi e luoghi come questi in cui vivo, io mi trovo a Cecina, lo sapete, nella provincia di Livorno, si potrebbero ottenere molti più risultati ad averne voglia. E andiamo avanti, questo è il contropelo, andiamo piano, eccoci, chiaramente il suono del taglio è inferiore perché il viso è già stato deprivato di gran parte del pelame con il primo passaggio. C'è un forte scampanillo perché oggi è la Domenica delle Palme, io scusate me ne sono dimenticato, in questa laicità che avvolge il mio approccio col mondo. Anche Anteprima News, che è sempre la mia fonte di ispirazione per gli highlights che andremo a leggere, pubblica sempre ogni giorno nella sua rassegna quotidiana parte del Vangelo. E a Giorgio Dell'Arte avevo detto, interrogato, no, come tanti altri lettori, sull'opinione di questo suo lavoro, ho detto ma il Vangelo si potrebbe spostarlo e metterci altro, e Giorgio Dell'Arte, che dirige Anteprima, mi ha detto il Vangelo non si tocca, e quindi scusatemi, mi metto a radio, mi ritiro in silenzio. Quindi ricordiamo che oggi è la Domenica delle Palme, da non confondere con la Domenica delle Salme. Fu una domenica come tante, il gas esilarante presidiava le strade. La Domenica delle Salme si portò via tutti i pensieri e le regine del mia culpa affollavano i parrucchieri. Queste sono le parole di Faber nel magistrale album che registrò prima di morire, Le nuvole, con questa bellissima canzone, da vedere il video su YouTube, assolutamente andate a vederlo, c'è tutto Faber in quella rappresentazione di un mondo che parla degli anni 30 e si è portato via gran parte della democrazia europea quando scoppiò la seconda guerra mondiale. Bene, io non voglio andare oltre in questa seconda parte, ma vado a preparare la terza. Ma mentre siamo qui è morto Orio Vergani, ha purtroppo 49 anni, insomma, un giovane figlio di Dario Vergani, credo giornalista, quindi figlio di tanto padre, amico di Gianni Brera, suo padre, critico d'arte, è morto lasciando un figlio che porta il suo nome, Orio, e una moglie chiaramente, quindi tutta la vicinanza a un uomo che ha contribuito sicuramente sui media a portare avanti un discorso dell'arte scritta da giornalisti preparati per passare un messaggio difficile da cogliere. Abbiamo la pistola sul Senato, avete visto le immagini di quel giovane, di una scolaresca che sul bloggione del Senato in visita con i suoi compagni di scuola ha puntato col dito verso Giorgia Meloni, questo segno che è la P38, no? E dopo uno sdegno generale la maestra ha ripreso, è successo un po' di marette, i commessi hanno cercato di riparare perché ovviamente se ne sono accorti tutti in aula di quello che questo ragazzo ha fatto. Dopodiché il ragazzo ha scritto una lettera di scuse, scusandosi per aver messo anche in difficoltà i suoi compagni in gita quel giorno presso la visita a un palazzo delle istituzioni repubblicane, ma non ha negato, non ha rinnegato quello che ha detto, rimane comunque il valore del gesto, lui voleva fare quello, quindi attenzione all'educazione, non sono tempi di rialzare il dito, di alzare l'asticella verso la violenza terroristica, verso l'eversione. Queste sono cose gravissime avvenute soprattutto in un palazzo come il Senato della Repubblica. Salvini invece i sovranisti ieri si sono trovati al Tiburtino 7, questa enorme struttura che ha ospitato anche credo l'esordio di Eli Schlein. Allora, quando venne eletta segretaria del Partito Democratico e non temeva il buco, è un posto dove pare ci stessero 1600 persone, io credo che tanti posti saranno rimasti vuoti, quindi non è stato un grande inizio. Abbiamo dei problemi per Salvini, che è la terza gamba del governo. Qua già abbiamo un pezzo di Aldo Torchiaro che ne ha scritto ieri sul Domani, e qua abbiamo il viso di Flavio Tosi, l'immagine ex sindaco di Verona, poi andato in Forza Italia della Lega, dove dice in Forza Italia intento di stare benissimo, di aver approfondito i suoi rapporti con Tajani, e scrive: Lega, populismo finito, Matteo non so,
mi candido a governatore del Veneto. Quindi voi sapete che c'era anche Luca Zaia, no? In vista del terzo mandato candidato a questo posto, e poi sempre Torchiaro, povero Salvini, solo contro tutti, trame, congresso e voto di sfiducia, perché lunedì, cioè domani, si terrà per l'appunto mozione di sfiducia delle opposizioni. Proteste per gli ingombranti ospiti internazionali a Roma, nella Lega si rafforza la fronda. Non ve lo leggo, sappiate che non è, magari qualcuno ne sarà felice, un gran momento per Salvini e per il suo ponte, il ponte di Messina, e quindi andiamo avanti. Sequestrati, ho chiesto il sequestro dal solito Tescaroli, il PM fiorentino che sta da anni dopo le stragi del 93 inseguendo le tracce, anzi la pista, per unire i puntini e cercare di provare che Marcello Dell'Utri, in accordo con la mafia, fu dietro la regia delle stragi del 92, che portarono poi alla fine chiaramente anche di Falcone e di Borsellino, la loro morte. Cambiò tutto in quel momento, fu una prova di forza. Sono stati chiesti il sequestro di 10,8 milioni di euro perché Dell'Utri pare che, avendo ricevuto questi soldi dal suo amico Berlusconi, che qualcuno dice ma sì, ne ha comprato il silenzio perché questo tutto si paga, questo lasciano dire i giudici, a Palermo non hanno gradito questa persecuzione, hanno detto a Tescaroli stai tranquillo che non ci sono i motivi per sostenere questa tesi, quindi è tutto ancora da vedere. Dell'Utri era finito in difficoltà, Silvio Berlusconi, suo grande amico, gli pagava le parcelle agli avvocati attraverso un'amicizia importante che va con la moglie però di Dell'Utri, cioè Berlusconi aveva un canale attraverso amicizie personali e faceva arrivare a questo povero uomo, che poi è stato in prigione, è stato malato di tumore alla prostata, insomma tutte cose che non fanno tenerezza a nessuno, però insomma fanno parte della cronaca. Mentre in Montezemolo, Luca Cordero di Montezuma e suo figlio li hanno inchiappettati e due broker che avevano creato un fondo loro li hanno convinti a investire e gli hanno barbato 50 milioni di euro, no? Come dice il mio amico Federico Baroni, questi si accorgono delle mancanze o di quello che non c'è più soltanto a botte di 50 milioni per volta, perché ne hanno talmente tanti che forse non si sarebbero accorti. A taglio da 50 milioni minimo per mettere un po' in crisi gli investitori di questo calibro, mi spiace per loro, vabbè, pazienza. PD e Movimento 5 Stelle spaccati in Piemonte, avete letto, è stato trovato un candidato, il Movimento 5 Stelle non ha trovato un candidato, lo sta cercando, mentre Azione di Carlo Calenda ha già detto che appoggerà il candidato uscente che si ricandida, che è Alberto Cirio di Forza Italia, come sta facendo anche in Basilicata, appoggiando Bardi, anch'esso di destra, anch'esso uscente governatore, mentre Margelletti, professore, dirigente del Centro di Studi Strategici, da giorni sta gettando benzina sul fuoco dicendo che qui scoppierà un casino enorme. E adesso sappiamo che Macron con i suoi guanti da pugile appesi al collo, ve ne parlerò qua, andiamo appunto qua i guantoni di Macron, passiamo a questo punto, in questo punto e su questo punto sono uniti dallo stesso argomento, perché la Francia vuole entrare con le truppe dell'Armée in Ucraina per combattere Putin, portando l'Europa sull'orlo di una guerra mondiale, dicono i più pessimisti. Non è di queste idee al Foglio, dove è detto che non è che sia così scontato che se un paese NATO va a contrastare lo zar sul suo terreno, anzi sul terreno dell'Ucraina, per cercare di aiutarli, questo scateni l'articolo 5 e l'intervento degli altri paesi membri della NATO, che ricordiamo è un'alleanza di tipo difensivo. In ogni caso Margelletti continua a dire che bisogna in qualche maniera fare qualcosa, bisogna intervenire, bisogna, come dice Crosetto, dare la stura a questa apertura verso la spesa del 2% del PIL in armamenti, ma noi abbiamo gli arsenali vuoti, non abbiamo niente. Ma Crosetto è molto interessato, essendo lui stato anche direttore consulente in una società strategica, quindi c'è un pochino piccolo, credo, forse di conflitto di interessi, ma me ne guarderei bene da sostenerlo ufficialmente. Mentre in Italia escono 84.000 libri l'anno e non si sa chi li legga. Pare che di tutti i libri che escono ci sono alcuni che non vendono neanche una copia, quindi facciamo un mente locale pieno di scrittori in erba, di giovani che si prepongono, che scrivono, il problema è che non sanno scrivere, perché tante volte si leggono sui giornali degli strafalcioni, delle robe allucinanti. Figuriamoci questi che si vogliono candidare subito al premio Strega. Brutta esperienza, brutta nel senso, 4 anni fa ho comprato un libro di una certa Marta Barone, perché era stata accompagnata al premio Strega, niente po' di meno che da Veronesi, però poi per fortuna ha perso, e che ha pubblicato un libro
ambientato a Torino, sempre negli anni dell'occupazione, a Mirafiori Sud, che a pagina 15 mi aveva già rotto le palle perché poi lei parlava della sua Milano, insomma una ragazzina bene che scrive di cose orribili accadute a chi veramente le ha vissute in quella parte di Torino, e alcuni di voi sanno di cosa sto parlando, quindi bisogna anche avere un po' rispetto della storia. Mentre De Caro, sindaco di Bari, ha portato ieri in piazza contro l'iniziativa del ministro Piantedosi, o perlomeno degli ispettori che hanno voluto andare a vedere cosa sta accadendo nella città pugliese. Non si sa se Bari rida, di certo De Caro si è messo a piangere perché in televisione ha detto: io non posso, sono anni che giro con la scorta, sono 9 anni che devo essere accompagnato perché sono stato io veramente l'unico che si è lottato contro le mafie, adesso mi viene fatto questo sgarbo. Morale ieri ha portato in piazza qualche migliaio di persone, non so, dalle immagini sembravano 2000 persone, e quindi pare oltretutto che De Caro sia il sostituto a governatore che sostituirà Michele Emiliano, anch'egli del PD. In verità c'è qualche scheletro nell'armadio, si può andare a leggere nella cronaca, lo vediamo nel foglio, ma non voglio spoilerare. Ho tenuto qua, forse se volete andare a vedere cosa ne dice malissimo Salvatore Merlo, vice direttore del Foglio, partiamo da qui, indecente sceneggiata. Diceva ieri: stamattina il PD a Bari in piazza contro lo Stato a favore di De Caro che chiagne e fotte. Allora, nessun sindaco può reagire con le lacrime del chiagne e fotte, perché lo Stato vuole verificare cosa succede. Non vedo niente qua. Vuole verificare cosa succede in un comune in cui la municipalizzata dei trasporti è sospettata dai magistrati di essere infiltrata dalla mafia, e quindi l'ha presa molto male. La decenza finisce a Bari, vedete qua a pagina 16 continua il pezzo di Salvatore Merlo, lo vedete qua, e vi invito a leggerlo se volete, e quindi insomma c'è un'aria piuttosto tesa. Bisogna vedere come andrà a finire. Si parla sempre di giustizia e orologeria, ma di solito è il contrario, sempre la destra che alzava i cartelli della giustizia e orologeria, qua al contrario dovrebbe valere la stessa cosa. In verità bisognerebbe andare un po' a capire insomma chi ha fatto una figura peggiore. Ieri Antonio Padellaro, d'accordi e disaccordi, intervistato da Luca Sommi, che conduce questa bella trasmissione sul 9 tutti i sabati alle 9:25, diceva che chi ha fatto la figura peggiore è Piantedosi, perché il Ministro dell'Interno, il Ministero dell'Interno dovrebbe essere un organo terzo, imparziale. Invece questa iniziativa che pare del Ministro ex prefetto Piantedosi, di cui parla bene peraltro Anna Maria Cancellieri, ex Ministro dell'Interno nei governi Monti e Letta, perché ha lavorato con Piantedosi, quindi non è così brutto e cattivo come lo si dipinge. Tuttavia andiamo avanti. Meraviglie Stencil mostra chiaramente a Ferrara, sponsorizzato da chi? Da Vittor Ionesgarbi, che saluto con tanto affetto. Non lo abbiamo più tanto sentito, ma continua a promuovere bellezze meravigliose. Parla di Wunderkammer, che sono una mostra di cofanetti in pastiglia, che non è una pastiglia quella per il mal di testa, ma una pastiglia, una sorta di pasta costruita per fare dei cofanetti dove venivano custoditi ori, fedi, prodotti da tenere carico, una sorta di mostra fisica di oggetti. Quindi se siete a Ferrara informatevi, se avete bisogno vi dico io dove dovete andare per visitarlo, o perlomeno avete, se volete, qualche informazione in più. I guantoni di Macron, l'abbiamo visto col mantra del professor Margelletti, si è fatto fotografare con i guanti da pugile appesi al collo qua, e io intanto vi faccio vedere il mio logo Domenica che Barba, ne approfitto di questo, e dove ha anche detto che bisogna tutti i giorni, questo ha detto ai suoi cittadini francesi, di fare tutti i giorni 30 minuti di ginnastica al giorno per rimanere in forma. In realtà i guantoni sapevano molto di provocazione nei confronti della mobilitazione, e non soltanto della Francia, perché Margelletti ha parlato anche che anche Inghilterra e Germania, oltre che la Finlandia, che è la prima indiziata appena entrata nella NATO, che ha fatto imbestialire Putin, e quindi dovranno trovarsi questi paesi che vi ho detto, chiaramente compresi i paesi baltici, quindi anche la Polonia, a cannoneggiare con Putin. E pare che un'informativa di un sito legato ai servizi segreti di sicurezza tedeschi abbia collocato questa deflagrazione nel 2026, cioè qua non c'è niente da ridere, la situazione è quella che è. E poi, mentre vi parlo poi della signora tassista di Aldo Cazzullo, che a Roma ha chiamato un taxi, intanto mi bagno, se no mi si asciuga troppo il viso e non andiamo bene. Io mi sono un po' perso nel terzo passaggio, siamo arrivati, sì, allora mentre si è sicuramente asciugato, vedi, un po' incartapecorito il nostro pennello in maiale, cerchiamo di dargli un minimo di, ancora per
fare giusto quello che è il terzo passaggio, l'obliquo, andiamo a riprendere la nostra ciotolina, la nostra irlandese Dr. K. Bene, bene, quello che serve qui è un po' di scorrevolezza per terminare l'obliquo e per disporci da quello che è il resto della nostra domenica. Io non parlo mai di voi, non vi chiedo mai, ma voi starete benissimo, immagino comincerete un po' a circolare, avete già prenotato l'agriturismo, avete, non so, noleggiato un camper, avete comprato una roulotte, andate semplicemente a trovare lo zio Asdrubale sull'Appennino Ligure, quei posti tipo Ormea, tipo Eca-Nasagò, sull'Appennino che unisce il Piemonte alla Liguria. State andando a cercare i funghi nonostante la stagione? Ovunque voi siate, sarò con voi anche oggi in questa bella giornata di sole. Quindi Aldo Cazzullo cosa ha fatto? Ha chiesto un taxi a Roma per andare dalla stazione al centro ed è arrivata la moglie del tassista, la quale non sapeva guidare, non conosceva le strade, perché c'è una regola, non lo sapevo, mio amico Betto che fa il tassista mi dirà se è vero, se mi ascolta. Il taxi o il titolare della licenza può autorizzare, anzi è autorizzato a guidare il taxi sotto quella licenza anche un familiare del tassista, anche se non sa guidare. Questa donna, potendolo fare, è andata a prendere Cazzullo, forse non sapendo certamente che era un giornalista, e è stata tutto il tempo al telefono col marito a chiedergli le strade a Roma per andare in giro, non sapeva dove portare questo cliente, no? Morale della favola, al ritorno poi è stato per tornare alla stazione Termini, Cazzullo ha chiamato un tassista normale, quindi è una follia, secondo me, però fa un po' capire che le regole del nostro paese sono veramente fantasiose, ma una se non ha mai fatto il tassista, come fa a fare il tassista solo perché la legge gli permette di guidare il taxi del marito titolare di una licenza? Finiamo alla follia. Qua ho messo pochissima crema, quasi praticamente mi rado senza crema, in obliquo, e mentre abbiamo esaurito la nostra lavagna possiamo tranquillamente portarci in fase finale. Molto rapido, questo è il controllo, molto bene performato, nonostante la tritta rossa che, come vi ho detto, non è ritenuta proprio una grandissima lama, soprattutto perché pare che le tritte a volte taglino 1 su 5, cioè non so, o le costruiscono male, la macchina che fa i fili precisissimi. Delle nostre lamette double edge magari non lavora come deve, andiamo a sciacquare subito. Abbiamo finito il terzo passaggio di una rasatura soddisfacente, almeno finora. Senza dubbio un abbondante risciacquo che andiamo a tamponare con il nostro asciugamano color tortora, naturalmente, che ci accompagna sempre nella tamponatura, quindi non strofinate mai, cercate di lasciare un po' di umido sul viso, anche perché io adesso approfitto dell'aria che arriva dalla finestra del mio cortile per dare un'occhiata. Io vado rapidamente a farvi vedere la copertina del Tirreno, ma il Tirreno è un giornale sempre gruppo Gedi, uno dei pochi giornali che forse vende ancora, perché come tutti i giornali locali ha ancora una sua identità. Fa un po' tenerezza, io non voglio che la prendiate come una presa in giro, però la famiglia di tutti noi, il lavoro killer, dalla festa del babbo celebrata insieme a tavola al dramma di poche ore dopo l'ultima foto scattata da Luca. Questa è la famiglia dell'operaio Luca Giannecchini, 51enne, morto perché è cascata Luca in una buca durante i lavori stradali in uno scavo ed è stato sepolto per metà corpo da una valanga di pietrisco e di terra ed è rimasto ucciso. Questo è tremendo. Chiaramente il giornale, oltre che riportare le colombe della bottega Quilici dietro sullo sfondo, se foste interessati, se vi imbarcate per Capraia, per l'isola d'Elba, potete comprare delle colombe prima di domenica, ma al di là di quello, sempre per sdrammatizzare un po', andiamo a far ridere perché è l'altra pubblicità, andiamo qua sul merchandising, no? Qua apre un concessionario della Piaggio a Livorno quest'oggi, no, sabato, ieri, 23 marzo, inaugurazione Motor Team. Se non hai capito siamo a Livorno. Qua vedete una ciabatta con
con un piede tatuato, perché qua l'identità livornese si misura sulle calzature che vengono indossate, ma questo vale anche per la provincia di Livorno. Qua vanno in giro con l'infradito finché possono, finché non nevica, quindi è identitario mettere fuori la ciabatta. Quindi il creativo che ha fatto questo genere di messaggio, fatemi dire, non mi è piaciuto, insomma, mi sembra una cosa un po' veramente fuori luogo, perché ti vendono, vendono anche altri che non sono livornesi, è anche vero che queste le vespe le vendono lì, quindi non comprate le scarpe, solo ciabatte e havaianas per andare in giro, non so, anche a dare gli esami all'università, se volete andare dal medico, andare a trovare un vostro parente. Non mettete mai le scarpe finché non nevica, perché qua funziona così, se no siete démodé. Qua abbiamo l'accanimento infinito, che sono appunto i PM di Firenze contro dell'Utri, e appunto abbiamo detto che Palermo ha detto suggestiva, congetture investigative insensate, con queste parole piuttosto dure nei confronti dei PM, che il Tribunale di Palermo nei giorni scorsi ha respinto la richiesta di confiscare il patrimonio di Marcello Dell'Utri e dei suoi familiari, ma non ve lo voglio rileggere. Questo è il pezzo del libro 4 regole sagge non luddiste per impedire ai propri figli di avere uno smartphone prima del liceo, un favoloso libro sulla generazione Z, e qua è Claudio Cerasa che lo firma, ma il libro viene scritto si intitola Anxious Generation. Questo libro, troppo scuro il mio evidenziatore, infatti non leggo una fava. Il senso del libro è forte, gli smartphone stanno gravemente danneggiando i nostri figli e dobbiamo fare urgentemente qualcosa al riguardo. Questo libro, scritto da un giornalista del Times di Londra, scusate, si chiama Haidt, dal 2018 ha studiato i contributi dei social media al declino della salute mentale degli adolescenti e all'aumento delle disfunzioni politiche, e nel corso del tempo lo psicologo si è convinto che c'è un collegamento drammatico tra l'aumento dei problemi di salute mentale degli adolescenti e l'uso degli smartphone e dei social media. Interessante anche la battuta di Macox, che lo vedete con i cappucci del Ku Klux Klan, ve la leggo, dove uno dice all'altro seduto in prima fila: sempre bello però venire a questi convegni dell'ultradestra, scoccia solo quel problema che dalla seconda fila in poi non si vede un cazzo, perché c'è il cappuccio del Ku Klux Klan di qua davanti. Sempre pungente il disegnatore del Foglio, anche animatore delle scene di propaganda live in onda tutti i venerdì, l'oro di Macron. Qua si parla di tutte le diatribe, lo vedete con un cappello, anzi un elmetto con il logo di ST Microelectronics, una delle società che stanno creando proprio i peggiori dissapori dei nostri rapporti con i francesi, con il governo. E si dice: siamo in guerra con la Francia, noi che dal 1789 ci sentiamo tutti un po' francesi, noi che abbiamo salutato Napoleone come un liberatore prima che vendesse Venezia agli austriaci. Vado avanti, come molte guerre, a cominciare dalle già studiate, dalle più studiate nelle accademie, la guerra del Peloponneso, anche quella tra Italia e Francia, cova nel melmoso fronte dell'economia. Il processo di gran parte della politica e dei media italiani hanno aperto contro la Francia si basa di una serie di imputazioni, in parte fondate, in parte parziale, in parte costruita d'arte. La prima è quasi ovvia, che i francesi vogliono sempre comandare da soli, e la più crudele delle ferite inferte è stata proprio si è avuta a proposito dei cantieri navali a Carlo Calenda, allora ministro delle industrie. Si parla dei cantieri di Saint-Nazaire, che sono stati fondati all'inizio del Novecento, poi attaccati durante la seconda guerra mondiale perché base di sommergibili tedeschi, risolti nel 1955 con i soldi dello Stato. Seguono una serie di vicissitudini fauste, e fino a poi finire nella concorrenza coreana. Insomma, alla fine si sono voluti riprendere, nonostante fosse stato firmato un accordo tra Italia e Francia, il controllo di questi cantieri, che all'Eliseo, quando arrivò Emmanuel Macron, non gradirono la cosa e avevano promesso appunto la sovranità della Francia in ogni campo, a cominciare dall'industria. Quindi sono ripresi calpestando l'accordo, facendo incazzare Carlo Calenda, all'epoca per l'appunto ministro. Poi abbiamo il ST Microelectronics, uno dei più grandi giganti che fattura una cifra impressionante, tipo 17 miliardi di euro, controllata al 27% da una holding divisa esattamente a metà
tra il Ministero dell'Economia e Finanze, nostro chiaramente, il Ministero Italiano dell'Economia e la Banca di Stato BPI France, nata nell'87 dalla fusione tra l'italiana SGA Ales e la francese Thomson CSF. L'azienda è stata guidata a lungo da manager italiani, poi hanno voluto smontare tutto, il governo si è arrabbiato perché ha detto nei nuovi assetti dei consigli di amministrazione non avete messo nessuno italiano, quindi scazzo di nuovo su SD Electronics. Non vi dico niente su Stellantis perché sapete già nella figura portoghese della D del gruppo che chiaramente ci sono state delle manovre, no? Anche portate avanti, anche autorizzate dall'italo francese Jonel Candidate, anche pelle di pesca, presidente di Stellantis. Quindi non solo ma anche nelle banche i francesi hanno portato via la ricchezza italiana e questo il capo d'accusa più popolare lanciato anni fa quando due francesi erano alla guida di Unicredit e di Assicurazioni Generali. Oggi Jean-Pierre Moustier ha lasciato la banca a un manager romano, Andrea Orcel, mentre Philippe Dunet in Sella Leone di Trieste, che sono le Assicurazioni Generali, chiaramente una grossa banca importante, ha preso la cittadinanza italiana. Quindi la vicinanza delle elezioni europee non aiuterà tanto questo genere di aspetti di vicinanza con i nostri cugini d'Oltralpe, come spesso vengono chiamati in maniera molto prosaica, mentre bellissimo, vi porto avanti pensando già un after, come Bianca la casa del CAV. Voi sapete che il Cavaliere ha vissuto 25 anni a Palazzo Grazioli, quella via in via del Plebiscito, a 2 passi da Piazza Venezia, davanti al palazzetto dove c'è il museo del Vittoriano a Palazzo Venezia. E quindi cosa è successo? Che in questo palazzo è stata recentemente inaugurata, l'avrete visto, Mattarella, la nuova sede della stampa estera, dove si trovano i giornalisti esteri a contatto con quelli italiani per scambiarsi opinioni. Masneri, come sempre magistrale, ci dice che nel palazzo di fianco abitava Dudu la Capria, quasi il palazzo contiguo, che omonimo del Dudu, il cane di Berlusconi, se l'era quasi presa perché era più famoso il cane di lui. Quindi 2 Dudu non abitano più qui, però c'è sempre all'angolo un pub irlandese frequentato da studenti e ubriaconi giovani che si divertono dagli Stati Uniti, vengono a passare le loro giornate romane. Molte le migliorie che sono state apportate, ma dove si dice, poi non ve lo leggo, vado un po' a memoria perché non riesco tanto con questo viola a leggere, anzi non voglio neanche allungarmi troppo e dilungarmi in questa lettura. In pratica Berlusconi a Roma non è mai stato in grado di comprare una proprietà, non è riuscito a comprare la casa di Via dell'Anima, non è riuscito a comprare Palazzo Grazioli, perché pare che il conte Grazioli, l'ante Grazioli della Rovere, quando Berlusconi gli fece una proposta d'acquisto, gli rise letteralmente in faccia. E neanche Villa Grande, che gli è arrivata come nuda proprietà da Francesco Zeffirelli. Quindi niente, a Roma è condannato alla pigione, dice Marco Masneri. Non ha potuto costruire e comparsi niente nella capitale, quindi è una sorta di nemesi a tutti i successi che ha avuto in Brianza, nel nord, dove invece ha comprato e fatto quello che ha voluto, compresa le Bermuda, compresa la villa di Macherio, compresa la villa di San Martino d'Arco, le cose tutte in Sardegna, e oltre non voglio andare. Pare che abbia un'architetta piuttosto famosa che si chiama Mignatti, individuato dentro il Palazzo Grazioli la sede adatta, dipingendo tutti gli ambienti di bianco, quindi la Casa Bianca, perché hanno tolto i broccati, via le scrivanie antiche, adesso è tutto moderno coworking, è un piano del palazzo naturalmente. Quindi Berlusconi, premesso che pagava 40.000 euro al mese per l'affitto dal conte Lante Grazioli, quindi insomma mica male, Il conte Grazioli, che sta seguendo ancora adesso il rinnovo degli ambienti, pare che la cucina non l'abbiano tanto toccata, i bagni intatti, tant'è che la Mignatti, portandoli a vedere all'inviato del Foglio, gli fa: vuol farsi anche lei una foto in questi bagni, che erano quelli dove le oggettine si fotografavano, perché dice: tutti quelli che vengono qui vogliono farsi la foto davanti a quegli specchi, questa è la follia, queste le oggettine, questa è l'Italia. Chiaramente Masneri penso non si sia prestato, ma la cosa interessante che si dice della famosa cucina, dove il cuoco Michele Persichini cucinava i fagiolini comprati in zona a 80 euro al chilo, tant'è che quando è arrivata Francesca Pascala, all'epoca fidanzata del presidente Berlusconi, fece una pesante spending review e quindi niente più fagiolini da 80 euro. Pare che però in generale quello che ha colpito di più l'architetta, che ha ristrutturato case di ricchissimi a Roma, non ha mai trovato in questa casa
un'aria di essere una casa privata, ha sempre avuto l'aria di essere un luogo di lavoro, di incontri, ma mai una casa. Manca completamente la dimensione dell'intimità. Non ho mai capito dove Berlusconi facesse la prima colazione, e dopo aver simpaticamente detto, ma Snella l'ha un po' ripresa, che quando ha visto questi ambienti aveva paura, ha visto l'ambiente, di rimanere incinta soltanto camminando sulla moquette. Questa è stata la battuta un po' cretina. Alla fine chiudiamo questo articolo, che vi consiglio se lo volete, se no ve lo faccio comunque avere in qualche forma, perché vale veramente la pena di leggere un pezzo della nostra storia, della storia d'Italia, che Berlusconi comunque, nel bene o nel male, ha rappresentato un passaggio epocale dall'antico sistema politico, no, raccontato dai partiti storici, a quello che non è più considerato, ed è già cambiato un'altra volta, un ambiente considerato democraticamente tradizionale. Qua abbiamo Andrea Minus che ci parla di 25 anni del Grande Fratello, crisi mediatica, non lo guarda più nessuno, qualche dato, cosa abbiamo? L'età media di chi lo guarda tra 53 e 55 anni, più al sud che al nord. Interessante, si dice che nell'epoca dello scrolling infinito sui social il voyeurismo non eccita più. E allora abbiamo il teatrino che si è creato quando Pietro Taricone, che aveva, scusate, Taricone partecipava al Grande Fratello, purtroppo buonanima, sapete, morto in un incidente di paracadutismo, si è ritrovato un giorno con Rocco Casalino, un ingegnere che aveva studiato, credo a Bari, ingegneria gestionale, e che aveva presentato un curriculum per presentarsi al Grande Fratello estremamente interessante, dove diceva che avrebbe voluto da grande fare l'amministratore delegato in una grande azienda, poi è diventato il portavoce di Conte a Palazzo Chigi, quindi non è che è andato lontano. E pare che a un certo punto Taricone si è trovato nel letto Rocco Casalino durante una delle prime edizioni del Grande Fratello, il quale Casalino si è giustificato dicendo che soffriva di sonnambulismo e aveva prima paura di dormire da solo, insomma cacciato per dal letto. Sono poi seguite altre scene dove però è interessante non soltanto raccontare cose già viste e sentite, come ho visto in televisione ingiallito. Guardate che belle le copertine del Foglio, vedete questi televisori, questi monitor, credo, Panasonic, un po' ingialliti dal tempo, con l'occhio, 25 anni fa, invecchiato che più di quello che è stata Mara Venier, voglio dire, perché insomma si dice che i format più rivoluzionari invecchiano molto prima, cioè più sono innovativi più invecchiano prima. Questo è un dato interessante. Poi si parla di arredi, dove si era partito con degli arredamenti molto semplici stile Ikea, poi si è passati a dei mobili un po' più rococò, con casa del Grande Fratello sempre più grande, con sempre più ospiti, e alla fine con la crisi economica di nuovo via il lusso, e quindi una casa più da studente, mobili economici, arredi spogli, un GF, un Grande Fratello per fuori sede. Quindi bello vedere questo prodotto televisivo di grande successo del gruppo Mediaset di Endemol, credo prodotto da quella società, che ha rappresentato anch'esso per molti un momento di svago, un momento di ispirazione, insomma, e anche in molti casi una possibilità di ispirarsi per gli arredi della casa propria. Pensatemi che non sia successo, è successo di sicuro. Io sono arrivato alla fine, viso completamente asciutto, andiamo questa mattina a farci un gentleman gin? No, non è vero, scusate, cambio idea, Acquavelva, eccola qui, siamo quasi alla fine, agli sgoccioli, ma l'onda si muove sempre sul fondo, americana, 100 anni, barberia, poltrona di grande ispirazione, You Belong to the City, You Belong to the Night, Radio CBS Chioggia ci fa pensare a una barberia su un argine del delta del Po, ricordandoci Miami Vice, il ritorno di Calderone. Noi andiamo ad apprezzare gli effluvi strettamente tradizionali di quell'America di quegli anni, che a distanza di 100 anni riprova un'Acquavelva che io consiglio a tutti, un prodotto che costa negli Stati Uniti credo $3, qua costa 18 euro. In ogni caso non ci fermiamo, andiamo avanti, cerchiamo di godere la vita, perché la vita che stiamo vivendo è incastrata in un momento difficile. Quindi io auguro a tutti invece una domenica di grande serenità da Andrea e da Domenica che barba. Ciao!